Buongiorno a tutti, bentornati allo Scrigno del Calcio. Oggi ci facciamo non male, perché io credo che sia giusto anche ricordare delle storie tristi, farle tornare a galla, fare in modo che alcune persone non vengano mai dimenticate, alcune storie non vengano mai dimenticate, come quella di Edoardo Bortolotti, che per qualche anno è stato una grande promessa del calcio italiano, un terzino nato nel 1970 che si è affermato nel Brescia in Serie B, che fra l'89 e il 90 ha giocato anche con la nazionale Under 21, era una grande promessa, uno dei grandi talenti che il calcio italiano sfornava in quegli anni. Tra l'altro capelli molto lunghi, correva sulla fascia, sembrava un giocatore degli anni 70, Bortolotti, sia per tipo di gioco che per fisionomia. E era pronto al grande salto, nonostante giocasse ancora in Serie B. C'erano le più grandi squadre italiane su di lui, soprattutto la Roma, che pare gli avesse fatto firmare già un precontratto, fino a un episodio che è un po' spartiacque sia nella carriera che nella vita di Edoardo Bortolotti, ovvero il 13 gennaio del 1991, in una partita che il Brescia gioca contro la Lucchese, in uno scontro col mitico centravanti della Lucchese Roberto Paci, si rompe il perone ed è costretto ad uno stop molto lungo di diversi mesi. Sappiamo che fino a una trentina d'anni fa farsi male era diverso da oggi, gli infortuni erano gli stessi, i tempi di recupero erano un pochino più dilungati, c'erano delle tecniche anche mediche e scientifiche diverse da oggi. Basti pensare che per un infortunio al legamento crociato si poteva finire la carriera, oggi con 6-7 mesi si torna in campo, ci vuole un po' poi per riprendere la forma, ma si torna in breve tempo. In questo periodo a Bortolotti sembra cadere il mondo addosso, inizia a soffrire di depressione, inizia ad avere paura di non riuscire più ad affermarsi come voleva, anche perché poi il mondo del calcio, un po' come il mondo dello spettacolo, va avanti rapidamente, quindi tutti gli occhi puntati su Bortolotti prima. Nel momento in cui si fa male ci sono altri talenti, ci sono altre partite e sembra quasi che lui venga accantonato, venga dimenticato, e purtroppo in questi mesi sviluppa una dipendenza abbastanza forte da cocaina e riesce a tirarsi su soltanto in questo modo. Un ragazzo anche un po' introverso, quindi forse non riesce neanche a esternare il suo malessere e si rifugia in questa illusione che è la cocaina, fino al 28 aprile del 1991, in cui il peggio sembra alle spalle, perché torna in panchina nella partita contro il Modena, non scende in campo, ma viene sorteggiato per il controllo antidoping che rivela le tracce di cocaina nel sangue. Quindi Bortolotti viene squalificato per 15 mesi, che poi verranno ridotti a 12. Figuriamoci il mondo del calcio, che deve ovviamente apparire sempre puro e pulitissimo, quindi lo accantona come se fosse un appestato. Quindi la Roma, Bortolotti chi? Il Brescia stesso gli volta inizialmente le spalle, poi lo riprende, lo fa allenare con la prima squadra, e lì termina praticamente la carriera di Edoardo Bortolotti, perché lui poi tornerà a giocare, farà una presenza nel 91-92, farà anche 11 presenze la stagione successiva in Serie A con il Brescia, ma sembra quasi che ci sia vergogna nel cercare di riparlare di lui, non si parla più di acquisto da parte di grandi squadre. Ha perso un po' quel fascino che aveva prima, macchiato dall'uso di cocaina, tant'è che sceglie di andare in Serie C con il Palazzolo, quando ormai ha quasi dimenticato l'amore per il calcio, la passione per il calcio. Andrà a giocare in Serie C al Palazzolo. Tra l'altro ci sono delle foto, anche la stessa figurina Panini del Palazzolo, in cui lui è molto diverso, molto dimagrito, con i capelli molto corti, come a voler testimoniare
l'inizio di una nuova vita, ma in realtà anche al Palazzolo giocherà pochissimo e sceglierà poi di ritirarsi, di tornare nel suo paese Gavardo in provincia di Brescia, dove in pratica smette con il calcio, decide che il calcio non fa più per lui, è deluso, si sente abbandonato, si sente chiuso, non riesce anche per carattere a parlare, a esporsi più di tanto. L'unica persona con cui riesce a confidarsi è la nonna, poi la nonna muore, lui si chiude completamente in casa, nonostante sia sotto cura psicologica, sotto terapia, anche sotto farmaci, è molto depresso, non riesce più a riprendersi, non riesce più a trovare un senso alla sua vita fino al 2 settembre del 1995, quando si alza per fare colazione, fa colazione, torna in camera, apre la finestra e decide di farla finita gettandosi dal balcone della sua camera da letto e cercando la salvezza nell'unico modo che ritiene utile. L'unica salvezza ai suoi tormenti è porre fine alla propria vita, e questo forse ci deve far riflettere non tanto sulla storia singola quanto su come delle persone un po' più sensibili di altre possano essere colpite dal non avere più nessun riferimento, dal passare dalle stelle alle stalle, solo per un errore che certamente ha fatto e che certamente ha pagato anche duramente, anche caramente, però Edoardo Bortolotti si è ritrovato improvvisamente da solo e non è più riuscito a gestire quell'abbandono sia probabilmente anche degli amici, del calcio, dei tifosi, della gente che hanno iniziato a guardarlo come un appestato. Molto spesso il calcio dà tantissimo, la gente, i giornalisti, i club, però poi su determinati comportamenti chiude completamente e le persone vengono ignorate e dimenticate completamente. C'è chi se ne frega, c'è chi reagisce magari diventando cattivo, c'è chi si mette a fare altro e c'è purtroppo chi, come Edoardo Bortolotti, non regge a questo. E noi abbiamo perso un ragazzo di 25 anni che probabilmente, anzi sicuramente, aveva perso, oltre che il calcio, completamente la voglia di vivere. Io torno domani, ciao!